non era una persona che ti incuteva soggezione, no, perché lei era una donna di montagna, aveva due occhi azzurri come due cieli alpini, aveva un volto come le nostre montagne, no? Segnato anche dalle passeggiate, dal sole e da tutto questo paesaggio che lei aveva visto, vissuto e dipinto, ecco, era dentro di lei. Cornelia era una persona speciale, era speciale in tutti i sensi, perché per l'epoca in cui è nata, lei è nata il 3 settembre del 1919, era una donna libera e aveva dei genitori speciali perché le hanno permesso di crescere questa sua libertà. Era veramente una ragazza tirata su con molto amore, molta rettitudine, però eravamo negli anni 30-40, quindi era una cosa importante. Le hanno permesso di essere una donna libera, di riuscire a fare le sue scelte. E quindi lei inizia questa sua attività. Immagino che non sia stato facile perché, ad esempio, il nostro Arturo Cussick usava chiamarla la pittoressa, ma non era un complimento, lei me l'ha sottolineato spesso, perché insomma una donna, una pittoressa, no? Quindi insomma già c'era tutta la connotazione, ma cosa vuole questa? Anche se la nostra Cornelia aveva tutte le carte in regola, era bravissima, aveva seguito a Venezia i corsi di Cadorin e di altri, era veramente molto brava. Infatti i primi suoi ritratti denotano una sua bravura, ecco, notevole nella composizione del quadro, della tela, nei colori, nei soggetti. È un'artista completa che si è dedicata al ritratto, alla natura morta e il paesaggio. D'altronde nei suoi lavori si vede questa emotività, perché anche nella natura morta, che può essere un frutto, un fiore, c'è vita e c'è il suo sentire, che è una cosa bellissima. Il paesaggio poi diventa negli anni il suo habitat, il suo luogo di espressione più alto, secondo me, perché poi via via negli anni, come dicevo all'inizio, subentra una tale osmosi tra lei e il paesaggio che andava con suo marito sgambettando sulle nostre cime in tutte le stagioni d'estate, d'inverno e d'autunno, e suo marito si dedicava alla fotografia mentre lei, cavalletto in spalla e colori, eseguiva un'infinità di bozzetti. Ricordo e ho vissuto con immenso piacere la realizzazione della Pinacoteca Cornelia Corbellini a Palazzo Frisacco. I suoi colori poi via via tendono a alleggerirsi, come il disegno tende a scomparire, le ombre scure tacciono perché c'è questo dettato impressionista molto
sciolto, molto gestuale, fino alle ultime sue composizioni dove Cornelia, ormai anziana, perde l'uso della vista, quasi come Monet, ecco, però dipinge lo stesso, dipinge con la memoria, e abbiamo ancora opere magari più sfatte, se vogliamo, nei contorni, più informali, diremmo, in chiave storico-artistica, ma che parlano ancora di questo suo grande amore per la sua terra, per la pittura, per i colori, che l'ha seguita e l'ha accompagnata per tutta la vita. Lei aveva due passioni, la montagna e i suoi quadri, l'arte. Gelsi in autunno, il cielo così turbolento su questi gelsi ormai rimasti scarni, spogli, comunque con la vita dentro, perché rifioriranno in primavera e daranno nuovamente nuovi frutti. Il ciclo della vita, la turbolenza, il dolore, la disperazione, per poi rinascere in un momento successivo. Questi sono degli stavoli a Sauris con la neve. Sauris era un altro posto del cuore. In questi stavoli siamo andate tantissime volte, in tutte le stagioni, con la neve. Ecco, lei anche questo l'ha fatto già da non vedente o ipovedente, e l'ha fatto di getto, senza un modello, l'ha fatto proprio, come dicevo prima, la pittura dell'anima. Questa invece è la pittura di quando lei ancora vedeva. Questo è un autunno arazzo. I colori, come si può notare, era il 1988, sono più vividi, il cielo è azzurro, non è turbolento, era un bellissimo autunno arazzo con i suoi colori preferiti, che era il giallo e tutti i colori caldi, e lei era ancora giovane, vedeva bene. Ho messo questo quadro perché voglio appunto fare notare la differenza della pittura, che è sempre interiorizzata, ma questo è il suo stato d'animo di questa epoca, gli altri erano dell'epoca successiva, il che io dico la pittura dell'anima. Era una roccia perché aveva una tempra d'acciaio, proprio una tempra d'acciaio, e una dote che solitamente non si accoppia con una sensibilità così alta, e di solito chi ha tempra è anche abbastanza arido, invece la sua particolarità era che non era arida, era tutt'altro che arida, e quindi era una cosa eccezionale, una persona eccezionale veramente. Autunno a Casera Arazzo, il tipico cielo d'autunno di questi posti, il prato già rosso e i pini che ancora sono verdi. Anche questo è un momento emozionale, perché Casera Arazzo era un altro di quei posti dove lei scopriva la natura, il paesaggio, e si trovava di fronte alle sue emozioni molto spesso. Sono i meli in inverno a Caneva. Lei ha fatto molte versioni di questo quadro. Il melo fiorito, la primavera a Caneva, sempre il soggetto erano i meli. Zia, ma come mai con la neve e i meli? Perché dice li ho fatti in tutte le stagioni, e questa è la stagione che forse finirà la mia produzione artistica, l'inverno. L'inverno, dice, di un artista, di un pittore, e voglio fare anche questa rappresentazione di questi meli. Lei già qua vedeva pochissimo, quasi niente. Lei si è aggravata molto dopo la malattia di suo marito, quindi lei era già proprio, non vedeva assolutamente, vedeva pochissimo. E ha fatto che secondo me questo comunque ha una luce, perché la neve è molto difficile, ha una luce e una spiritualità non indifferente questo quadro.
La Carnia, attraverso i suoi occhi e la sua sensibilità, è stata ed è trasfigurata in un canto di poesia. Questo è un ritratto di Mattia, mio figlio, che Cornelia Corbellini, a proposito della nostra amicizia, ha voluto realizzare e regalare a Mattia. Siamo entrambi molto legati e affezionati a quest'opera, ecco. Il gigante solitario, un larice in autunno, ormai spoglio, è un larice che lei ha dipinto già non vedente, che ha riproposto in versione invernale, quindi con la neve, e un larice soprattutto che ha fotografato suo marito, lo stesso soggetto ripreso da entrambi, uno col pennello e uno con la fotografia. Per cui secondo me la seconda parte della sua vita lei ha dato veramente quello che aveva nell'anima. Lei mi diceva sempre: io quella cosa la potrei dipingere, se vedessi il foglio o la tela la potrei dipingere qua così com'è. Come il tuo viso, mi ha detto una volta, io lo potrei dipingere anche a occhi chiusi anche adesso.